Dalla salvaguardia dell'area protetta di Caorle alla prima certificazione per la pesca sostenibile, dallo sviluppo di attività di pesca turismo e ititurismo nel litorale veneziano all'avvio di nuove produzioni locali. Sono solo alcuni dei 33 progetti del piano di azione locale per promuovere lo sviluppo dell'economia marittima e lagunare della costa veneziana, predisposto e messo in atto dal FLAG veneziano, realizzati grazie ai contributi finanziari del FEAMP, il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca 2014-2020. Si tratta di interventi fondamentali per un rilancio del comparto della pesca da lungo tempo in difficoltà. La prossima programmazione dovrà vedere degli elementi di continuità, ma dall'altro la capacità di rafforzare questo settore in termini organizzativi, puntando anche a una trasformazione agroindustriale attraverso il sistema della cooperazione, dei consorzi, delle organizzazioni di produttori, che devono proiettarsi su un mercato nazionale ma anche internazionale. Questa è la vera sfida. L'altro cappello, l'altro pilastro è quello dei cambiamenti climatici, della tropicalizzazione del clima e della presenza di specie invasive come l'acqua pesante o il granchio blu. Avremo a disposizione oltre 46 milioni di euro che dovranno essere messi a disposizione degli imprenditori del settore, di tutto il comparto, in modo tale da promuovere delle azioni che siano efficaci, che abbiano un ritorno diretto nei confronti dei nostri pescatori e facciano sì che il nostro sistema pesca sia sempre più competitivo a livello nazionale.